Giuseppe Bortolussi, presidente di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone. Oggi è un'iniziativa importante per l'Interporto, una visita di cui il presidente ci traccia i dettagli. Beh, è importantissimo perché quando si ha a che fare con i giovani e poter essere veramente di aiuto a chi ovviamente cerca di dare attraverso la cultura, l'insegnamento, una speranza ai giovani di lavoro, ma anche una speranza in quello che devono fare e non sentirsi semplicemente degli oggetti, ma essere il perno di quello che è il nostro futuro, secondo noi è estremamente importante dedicare tutto il tempo necessario per insegnare a questi ragazzi cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire crearsi il proprio futuro. Siamo con il professor Roberto Masau dell'Istituto ISIS BEM di Staranzano, in visita quest'oggi all'Interporto di Pordenone. Ci spiega il professore perché. Ebbene, buongiorno, è importante per noi far vedere ai ragazzi, oltre che le cose che imparano in classe sulla lavagna, mettere in pratica tutte le nozioni che hanno appreso. Quindi la visita si inquadra proprio in questo nostro desiderio, nel far vedere in pratica come funziona un efficiente interporto, sia per la funzione di immagazzinamento delle merci, distribuzione delle merci, sia per quanto riguarda l'intermodalità. Siamo la prima scuola nel Friuli Venezia Giulia che ha l'articolazione di trasporti e logistica, articolazione logistica pura.